Queste proteste sono assolutamente legittime, vanno fatte in un ambito comunque di legalità, cioè non dobbiamo usurpare la libertà degli altri in maniera eccessiva, però devono capire, chi è a Roma deve capire che sul territorio la crisi e anche questa insensibilità dello Stato si palpa e si sente. Da amministratore locale capisco e condivido le ragioni di chi in questi giorni sta protestando nelle decine di presidi disseminati in tutto il Veneto. Si schiera dalla parte dei forconi l'assessore regionale al bilancio Roberto Ciambetti, che è andato a trovare i manifestanti e afferma di abbracciare le loro rivendicazioni. Purtroppo abbiamo uno Stato che si sta dimenticando di quello che sta succedendo sul territorio. Quello che io vedo apparire sui TG nazionali, quello che vedo apparire sulla stampa nazionale è lontanissimo dalla realtà del nostro territorio. Aziende che hanno difficoltà, tassazione eccessiva. Siamo una delle 2 regioni in Italia che ha scelto di non aumentare l'IRPEF, ma sulle tasse nazionali che hanno ridotto la gente alla fame non possiamo fare niente, spiega Ciambetti. Conosco chi protesta e posso dire che almeno in Veneto sono soprattutto persone che lavorano e producono per ritrovarsi con poco o niente in mano. Nelle altre regioni d'Italia qualcuno arriva in Jaguar a protestare, qua vediamo agricoltori che arriva con le scarpe sporche di fango o della stalla dopo aver fatto il proprio lavoro. Quindi questa è veramente una malessere che parte da chi lavora, da chi è abituato a soffrire, da chi è abituato a produrre. Quindi io vedo anche una specificità veneta in quello che sta avvenendo nelle nostre strade e nei nostri paesi.